Sono 4 i candidati sindaci siciliani considerati impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Le verifiche sono state effettuate in 35 comuni italiani sulla base del codice di autoregolamentazione dei partiti. Complessivamente sono 28. L'elenco è stato letto in commissione dalla Presidente Chiara Colosimo. Tra i nomi indicati per la Sicilia c'è anche Luigi Gentile, candidato sindaco di Agrigento, e anche 3 candidati alla carica di sindaco a Randazzo in provincia di Catania, Alfio Pillera, Gianluca Giuseppe Anzalone e in Concetta Carla Luisa Foti. Le verifiche hanno riguardato le consultazioni amministrative in programma in 35 comuni, tra cui la nostra Agrigento, Enna, Messina, Marsala e Randazzo. Controlli anche nei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi, tra cui Randazzo e Tropea. Su tale notizia è intervenuto immediatamente il candidato a sindaco Luigi Gentile, che afferma: leggo con stupore una sorta di lista di proscrizione diffusa dalla Presidente della Commissione Nazionale Antimafia Chiara Colosimo, dove viene indicato il mio nome tra i cosiddetti impresentabili. Fa specie che in un paese civile si continui con una brutta abitudine, direi quasi sovietica, di denigrazione personale che non considera le guarentigie costituzionali sulla presunzione di innocenza. Gentile continua dichiarando: per quello che mi riguarda, il fatto che mi viene contestato riguarda esclusivamente un'interpretazione normativa sull'approvazione dei bilanci societari risalente al 2007, di cui sono certo che verrà pronunciata sentenza di assoluzione. Già con sentenza di assoluzione in primo grado, peraltro legato alla mia attività di libero professionista nell'ambito di un collegio sindacale di una società fallita. Pertanto non mi faccio mettere la lettera scarlatta da nessuno, aspetto sereno e fiducioso il buon esito del procedimento che mi riguarda, conclude il candidato a sindaco Luigi Gentile.